Bentrovati su Garage Music, il format di Radio Veneto 1 dedicato alla musica del territorio. Un'idea per dare ai gruppi emergenti un'ulteriore opportunità di farsi conoscere. Con noi oggi GMG and the Beta Project, giovane band di Mestre di matrice blues con contaminazioni funky e reggae. Questo progetto ha una genesi un po' particolare, nel senso che al contrario di quanto accade solitamente è nato prima il disco e poi è nata la band, nel senso che il disco, che ha ormai un paio d'anni in realtà nella sua concezione, è stato registrato inizialmente quasi come se fosse una cosa che poi doveva rimanere quella e basta. E poi invece l'idea è stata quella di continuare, visto che c'era un buon riscontro, e da lì piano piano abbiamo messo insieme un po' i pezzi. Il nome della band sembra quasi che sia tipo un proseguo di un percorso solista. In realtà è nato così, nel senso che il senso del nome è GMG, appunto sarei io, nel senso che all'epoca avevo scritto tutte le canzoni da solo. Beta Project perché Beta nasce da il soprannome di Eratostene da Cirene. Non raccontare, è una cosa lunga, però vabbè, va. era uno che faceva tante cose e lo prendevano in giro perché dicevano sai fare tantissime cose, non ne sai fare neanche una bene. Poi ho visto che non c'è, insomma, detto papale, uno non ce la può fare così da solo, a meno che non sei non so, John Zorn piuttosto che eccetera eccetera, Bob Dylan eccetera eccetera, e quindi da lì ho chiesto aiuto disperatamente. GMG and the Beta Project, cosa ci fate ascoltare adesso? Direi di partire con la canzone con la quale di solito apriamo anche i nostri live, che è Sweet Revenge. Ascoltiamo. Sweet Revenge, una canzone che parla di guerra. Ha degli accenni chiari a fatti come l'Afghanistan, c'è una critica a un certo modo di comportarsi di alcune nazioni, senza fare nomi, nazioni, non lo so, che ne so, simboleggiate da aquile ad esempio, o con delle stelle e delle strisce, per dire, nel senso vari stati che poi stanno in una confederazione, esatto. Tutti uniti e il loro comportamento nella politica estera e in alcune cose. C'è questa critica sotto, ma in realtà la critica di fondo qual è? Descrive, in realtà accusa un costume che l'Occidente ha da tempi immemori, che è quello di arrivare nella terra di conquista, prendere tutto il possibile e sparire, lasciando lì, dicevano i romani, dove fanno il deserto lo chiamano pace. E la critica di fondo a Sweet Revenge è questa. L'album Queen with Not Crown ha 10 tracce, tutte canzoni scritte in inglese, tranne l'ultima in italiano. Ecco, perché questa scelta di scrivere in inglese? Partiamo da un presupposto: ci sono due motivazioni per le quali è scritto in inglese. Uno è puramente stilistico, non escludiamo né di scrivere in spagnolo piuttosto che in esperanto, piuttosto che il discorso non è tanto scegliere una lingua, il discorso è che quella lingua ci stia bene con quello che viene fatto musicalmente. Le canzoni sono belle, sono costruite bene in inglese, il testo è bello, la ritmica è costruita bene e molti dei nostri fan, tra virgolette, o comunque quelli che ci seguono in internet, non sono italiani. Uno dei motivi sicuramente è perché la musica è bella, ma è anche il fatto perché tu, chi ascolta, riesce ad ascoltare qualcosa di cui comprende il testo più facilmente. E apre magari anche è un piedino sulla porta per eventualmente uscire a suonare all'estero. Questo non lo volevamo dire. Il discorso è che allora, dove siamo più forti in assoluto è un po' difficile arrivare, perché a meno che non ci sia all'ascolto un produttore o un booking che abbia piede in Messico, in Colombia e in Brasile, puoi lanciare questo messaggio in spagnolo? Lanciamo questo messaggio. Si nos escucha alguien que puede organizar conciertos en Sudamérica, aquí estamos. Ecco, questo in Brasile, in portoghese brasiliano non so farlo. Vabbè, va bene il portoghese intanto. Ma un tour europeo, qualche data all'estero vi è mai capitata? Ci è capitato di avere qualche richiesta spot, che però era difficile da soddisfare, perché ovviamente o si riesce a mettere assieme qualcosa oppure stiamo lavorando a metterle assieme. Sono arrivate cose dalla Svizzera
giusto? Dalla Francia. Dalla Francia. Ma quindi questi contatti arrivano alla fine da cosa? Ai canali YouTube? Facebook, YouTube, il primo video che abbiamo messo abbiamo avuto 18.000 visualizzazioni in 4 giorni, 5 giorni. E lungo lo stivale invece? Beh, lì ci si sta muovendo di più. Adesso in programma abbiamo a partire da settembre, cioè festeggiamo un anno di band formata e da lì le date. E partiamo a settembre ad Ancona, mi pare. Sì. E dopo da lì abbiamo Milano e cose altre che stanno arrivando. Quindi lungo lo stivale un po' ci si muove di più. Il prossimo pezzo si chiama The Stars and the Sky Song. Esatto, giusto così. They told me loving is nothing but a lie, a bunch of crappy assets passing by. But if loving is such a thing, I think I need a couple of good explanations like Ecco, non abbiamo parlato delle sonorità, insomma, che vi ispirano. La cosa che più ci accomuna da un punto di vista proprio storico è il blues. Sì. Lui è diventato anche un bluesman, io no, a me manca l'altezza. Stiamo cercando di portare delle sonorità che siano delle sonorità che sorprendano noi stessi per primi. Nel senso che a un certo punto proprio ci troviamo in sala prove mentre scriviamo e diciamo qui proprio non ci starebbe proprio mai il banjo. Mettiamocelo. Allora tira fuori il banjo, vai, vediamo cosa succede se... Beh, è interessante perché quando suono con loro tutto quello che uno cerca di imparare, per ogni strumento ci sono delle tecniche, uno studio, delle cose da fare, scompare e rimane solo l'idea di aspetta, devo arrivare lì in fondo. Quindi ho scoperto che dal banjo possono venire fuori dei suoni mediorientali. Credo che la buonanima di Earl Scruggs, uno dei più grandi banjoisti della storia, si stia rivoltando nella tomba. Perdona, ma succede. Però il senso è proprio quello, c'è un lavoraccio sui suoni, c'è un costante confronto e a volte scontro su sarebbe meglio così, insomma, per recuperare lo spirito delle canzoni. Intanto andiamo avanti con la scaletta, direi. My Grace is Gone, di cosa parla questa canzone? Questa canzone parla di un addio, di una separazione e di quello che questo comporta da un punto di vista umano e emozionale. Dim light, shadows fight, drunken time has lit every night. Difficile essere 7 in gruppo, chiedo proprio in riferimento al lato economico. Poi c'è anche il fattore caratteriale, diciamo, Sì. o creativo, insomma, di mettere insieme 7 teste. teste. Beh, non è facile, ma è stimolante. Basta dire così, nel senso che è bello, è normale che ci si scontri su alcune cose, non ci si capisca, perché si viene da mondi diversi. Però il risultato è quello che ti dà più soddisfazione. L'essere in 7 Proporvi. fuori è più complesso, anche se io ho delle mie idee del tutto personali su essere musicisti, fare musica. In Italia è difficile, si sa, ed è inutile star qui a dire i gestori, i musicisti, il pubblico, tutti c'hanno... Io credo che però uno dei problemi fondamentali, ma questo credo sia a livello un po' globale, è che i musicisti hanno un po' tradito se stessi e la musica. Questo assolutamente sì. In che È senso? giusto, è doveroso che un musicista ritenga quello che fa un lavoro, una professione, una cosa seria con cui ci si applica. Troppo spesso però si dimentica che quello che sta facendo, perché bisogna stare sempre con i piedi per terra, è divertire qualcun altro, farlo pensare, farlo riflettere a livelli tecnici sopraffini, ma stai facendo divertire qualcun altro. Dall'altra parte apprezziamo molto il fatto che Stefano Boeri ha lanciato una petizione al ministro Brai per annullare tutte le pratiche burocratiche legate alla musica dal vivo nei piccoli locali. Firmate la petizione, la trovate su change.org, momento di promozione attiva. Che riguarda SIAE, che riguarda... SIAE, EMPALS, dal punto di vista fiscale. Ditelo ai musicisti, problemi non ce ne sono. Abbiamo una legge da qualche anno che ti dice che tu dichiara pure quello che ti danno. Tanto sotto i 5.000 euro non devi pagare tasse. E io mi ci gioco la testa che tra
100, non so quanti, tra svariate migliaia di musicisti. Quanti ce ne saranno che pigliano più di 5.000 euro all'anno? Stavamo tutti a fare lavori schifosi se prendevamo più di 5.000 euro all'anno. Ragazzi, siamo in conclusione, quindi dovete suonarci qualcosa d'obbligo. Beh, direi che allora a questo punto è giusto finire con The End of the Show, che è una delle canzoni che non è inclusa nel nostro CD Queen with No Crown, e spero che vi piaccia, una delle nostre nuove produzioni. I don't give a fuck about your stories. Do have mine, so give me some pleasure. And I said, baby, I said, lady, every step you take and not. Sul sito di Radio Veneto 1, veneto1.it, troverete l'intervista e il live integrale in versione audio e video. Oh no, Siamo giunti in conclusione. Garage Music Report torna la prossima settimana. Grazie per l'attenzione. Let me help recreate what was the trouble you paid. I said, maybe you have to take myself back. So